al via all'Istituto Ciaccia il nuovo anno scolastico, con quali obiettivi e se ci sono delle novità didattiche? L'obiettivo principale è quello di accogliere gli studenti questa mattina, i più piccoli, gli alunni delle classi prime, nel modo più sereno possibile, in quella dimensione di chiarezza, di reciprocità, di unicità di intenti, pur con differenti ruoli. Accogliamo quindi gli alunni accompagnati dai loro genitori, ai quali vogliamo rivolgere parole diciamo legate all'assetto organizzativo, didattico della scuola, perché sia chiaro l'obiettivo principale. Ci affidano il bene più prezioso, la crescita dei loro figli, e il nostro impegno quindi è massimo nel soddisfare questa richiesta, cercando nel modo degli educatori e con la professionalità degli stessi ad accompagnare questi ragazzi nel percorso di crescita per consegnarli alla società, sperando di farli crescere in modo responsabile da cittadini del futuro.